Mentre i cittadini hanno già annunciato che giovedì 27 giugno torneranno a mobilitarsi contro l'abbattimento del monoblocco all'ex ospedale al mare del Lido di Venezia, la Regione assicura che i servizi sanitari dell'isola verranno mantenuti, anzi potenziati. Verranno spostati sempre all'interno di questa area, soltanto che rispetto a dove sono ubicati adesso, che sono più vicini al mare e tra l'altro una struttura fatiscente, verrà demolita e ricostruita un po' più in dentro. Questo anche per un rispetto ambientale dell'area. L'assessore regionale al turismo Federico Canero ricorda come una valorizzazione dell'assistenza sanitaria vada a beneficio di tutti, residenti e turisti. I turisti hanno bisogno anche di un servizio sanitario all'altezza e anche sociosanitario, anche per tutte le persone che hanno delle disabilità. Ricordo che la Regione Veneto è la regione che ha la costa più inclusiva d'Italia. Lo spostamento della cittadella sanitaria non sarà dall'oggi al domani, dato che la riconversione dell'ex ospedale in struttura ricettiva alberghiera è ancora alle fasi iniziali. Siamo ancora nella fase amministrativa da completare e poi tra inizio e conclusione dei lavori si stimano circa sui 2 anni e mezzo, 3. L'assessore regionale in quota Lega accoglie con favore anche le assicurazioni sull'autonomia arrivate in giornata dal ministro Stefani. Per noi è un punto fondamentale, ricordiamo che abbiamo milioni di veneti che hanno votato un referendum e si aspettano una risposta da questo punto di vista, non solo loro ma anche noi istituzioni. Quindi siccome c'è un contratto di governo, la Lega ha dimostrato di essere riuscita a mantenere la parola nei confronti del 5 Stelle per quanto riguarda questo contratto di governo. Ora dobbiamo anche incassare quelle che sono le richieste che la Lega ha fatto, in primis l'autonomia, come ha ripetuto anche il ministro Salvini.